Promuovere lo sport a 360 gradi a tutti i livelli. La Regione Veneto, insignita ufficialmente del riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2024 a Bruxelles, raccoglie la sfida e si prepara a un anno di lavoro intenso e appassionante. Un impegno reso ancora più prezioso e stimolante grazie ai tanti sostenitori, tra cui il Movimento Sportivo Popolare Italia, il CONI Veneto, il CIP Veneto Sport e Salute Spa, MIUR Ufficio Scolastico Regionale Veneto e ANCI. Sono tante le iniziative che troveranno nuova linfa per consolidare al meglio il binomio indissolubile tra il Veneto e lo sport, a partire dall'osservatorio regionale, l'osservatorio regionale Urban Health, Veneto in Action e il progetto Scuola e Sport, per arrivare ad esempio alla carta etica dello sport e ai piani di prevenzione comunità attive, del turismo veneto e della mobilità ciclistica. Ma sarà un anno denso anche per quanto riguarda il calendario degli eventi, che al momento vede tra i confermati il trofeo CONI 2024, Expo Sport, Toccati, il campionato europeo MBX, la Coppa del Mondo di snowboard, il campionato italiano di Serie A e B di pallacanestro in carrozzina, il Karate World Cadet, Junior e Under 21 Championship e la Yacht Sailing World Championship. La macchina organizzativa nel frattempo è già partita. Parallelamente è in partenza anche un apposito piano di comunicazione integrato per valorizzare l'S Factor della Regione Veneto, quel fattore sport che la rende terra di sportivi e per gli sportivi. La campagna si proporrà di raccontare attraverso diversi supporti questa speciale attitudine, spiegando cosa significhi possederla, ma soprattutto invitando il pubblico a viverla, a provarla e a cercarla. E a questo proposito sono già attive le pagine ufficiali Facebook e Instagram e il canale YouTube di @ Veneto Sport 2024.